Stesso progettista, ma struttura diversa. L'attenzione sul ponte Bisantis di Catanzaro è necessaria, ma non per il parallelismo con il ponte strallato sulla 10 crollato il 14 agosto scorso a Genova. L'unico punto di contatto tra le due infrastrutture è appunto l'autore del progetto Riccardo Morandi. Evidenzia le differenze un ex allievo e ingegnere, Mario Paolo Petrangeli, oggi docente dell'Università La Sapienza, ospite del convegno organizzato dal Rotary Club Catanzaro e dal Rotary Club Tre Colli sul tema evoluzione e progresso nella gestione di ponti e viadotti. Il ponte ad arco della Fiumarella è totalmente diverso dal ponte strallato di Genova, per un motivo molto semplice, perché il ponte ad arco riproduce in chiave moderna uno schema che ha 2000 anni di esperienza, 2000 anni di storia, perché dal tempo dei Romani che si fanno i ponti ad arco. Il ponte di Genova invece era uno schema all'epoca innovativo, nuovo, rivoluzionario, per cui mancava tutto quel background, tutte quelle conoscenze sulle criticità che si sono andate evidenziando poi negli anni. Il ponte di Catanzaro, specie per quello che riguarda la parte principale, cioè l'arco, è una struttura assolutamente robusta, come si dice adesso, mentre i ponti stralati, i primi ponti stralati fatti non solo da Morandi, perché anch'io ne ho fatto qualcheduno in quella maniera, ma erano critici proprio perché la rottura dello strallo, cosa che è avvenuta a Genova, provocava il crollo dell'intero ponte. Non deve destare preoccupazione dunque la situazione del Morandi, inibito dal traffico dei mezzi pesanti per motivi di sicurezza, considerato che le forti vibrazioni avrebbero potuto creare dei danni alle stampelle interessate da interventi di manutenzione. I lavori dureranno fino al 2020, ma la struttura risalente agli anni 60 necessita anche di interventi di adeguamento sismico. Abbiamo avviato il primo lotto, il secondo lotto verrà avviato a novembre, il terzo verso gennaio-febbraio del prossimo anno. In 2 anni noi dovremo completare la manutenzione conservativa di tutti gli elementi strutturali del ponte Morandi. Stiamo però affrontando una nuova sfida e qualcosa in più, perché con l'Università della Calabria stiamo studiando degli interventi di adeguamento sismico. Cercheremo di avere dei fondi aggiuntivi grazie alla Regione e alla collaborazione col Comune per fare poi a seguire degli interventi di adeguamento sismico di quest'opera così importante.